Allora, questa parte io su questo non mi soffermo ulteriormente, ma vi dico solo l'ultimissima cosa. Questa però ve la devo dire perché è la cosa che ci ha sconvolto di più dal 2000 ad oggi e questa è ancora più sorprendente della materia oscura. Vedete, l'universo, vi ho detto che c'è questo scoppio iniziale, poi naturalmente la forza gravitazionale tende a ricompattare questo universo dopo lo scoppio iniziale, quindi un universo che si espande, ma l'espansione deve rallentare nel tempo, deve rallentare perché la forza di gravità richiama, diciamo, gli oggetti dopo questo scoppio iniziale. Quando voi tirate un sasso in aria, il sasso continua ad andare su, ma rallenta man mano che si alza. Perché? Perché la Terra con la forza gravitazionale richiama questo sasso. Lo stesso per l'universo. Noi pensavamo che si espandesse, ma si espandesse con una velocità che diminuiva nel tempo. Ebbene, l'universo ha fatto proprio così. Per qualche miliardo d'anni l'espansione dell'universo ha rallentato. Questa espansione dell'universo, come il sasso lanciato in aria, ha rallentato nella sua espansione. Poi, ecco, per una ragione che non comprendiamo, e questo però ha dato proprio origine al premio Nobel che fra l'altro è stato assegnato quest'anno, quello che è stato osservato è che da un certo momento in poi, come se il sasso avesse cominciato ad accelerare. L'universo ha avuto un'espansione che ha cominciato ad accelerare, un fatto incredibile. Noi avevamo introdotto un parametro chiamato di decelerazione, perché eravamo sicuri che l'espansione dell'universo dovesse rallentare. A un certo momento perché? Perché l'universo invece ha un'espansione che è accelerata anziché essere decelerata. Ecco, questo è dovuto a una fonte di energia che deve provvedere per questa espansione accelerata, che è quella che noi chiamiamo energia oscura. Ed ecco, questa è l'ultima trasparenza che volevo mostrarvi, perché vi mostra, diciamo, quanta conoscenza, quanto cammino abbiamo fatto nella nostra conoscenza, ma quanto è grande il mare dei perché, dei punti di domanda che ci stanno davanti. Vedete, la materia ordinaria, alla fine, è questa fettina qua, una fettina molto piccola. Questa è la torta che rappresenta l'energia, tutta l'energia presente nell'universo, o sotto forma di materia, o sotto forma di energia uniformemente distribuita. Ecco, la materia ordinaria è questa fettina qua molto piccola. Poi c'è una fetta più grande, vedete questa, che è la materia oscura, che non è fatta di protoni, neutroni come la materia ordinaria. Già questa noi non conosciamo. Vediamo le conseguenze, come vi ho detto, i raggi di luce per esempio che si spiegano, si deflettono, ma non sappiamo di che cosa è fatta. Questa è la materia oscura. E poi c'è una fonte enorme, risolverebbe tutti i nostri problemi energetici, una fonte enorme di energia, che è questa energia associata a questo comportamento veramente anomalo e che non comprendiamo dell'universo, che a un certo momento nella sua espansione comincia ad accelerare. Ecco, questa è la famosa energia che è stata chiamata energia oscura. È il 70% di tutta la torta energetica dell'universo e non sappiamo veramente di che cosa sia fatta questa energia oscura. Ecco, questo è l'universo che abbiamo attorno a noi, partendo dalle distanze più piccole alle distanze più grandi, e io credo, e voglio concludere proprio con queste parole del nostro Galileo, perché probabilmente sono le parole che meglio si addicono a questa avventura di cui vi ho parlato un pochino stasera, vi ho un pochino accompagnato in questa avventura che, come vi dicevo, ha aspetti travolgenti e di grande conquista. Se pensate in un secolo, dalla fine dell'Ottocento ad oggi, che cosa abbiamo capito noi di comprensione della struttura intima della materia e delle strutture più grandi che esistono nel cosmo, è incredibile. Cioè la nostra conoscenza ha fatto dei passi giganteschi. Al tempo stesso, ricordatevi quella torta energetica che vi ho mostrato prima, noi conosciamo sì e no un 5% di tutta questa energia presente nell'universo. Ecco, quindi tra
grandezza e miseria un po' della nostra conoscenza, avete questo cammino ed è quello che un po' ci ha insegnato Galileo per primo. Grazie. Sulle mani con le domande. Come farebbe a spiegare in parole povere, cioè non dico a un Democrito, ma a un Giordano Bruno per esempio, che i Big Bang non sono stati uno, ma per esempio escludere che siano stati 50? Non so se avete colto la domanda è io vi ho presentato qui un universo in cui c'è questo Big Bang iniziale e poi l'universo che si raffredda partendo da questo Big Bang iniziale. Allora, una prima domanda è, innanzitutto, siamo sicuri che ci sia stato intanto un Big Bang? L'universo non potrebbe essere partito così come è oggi, cioè l'universo è stato, è e sarà sempre lo stesso universo. Se c'è stato un Big Bang, siamo sicuri che ce ne sia stato uno? Non potrebbe essere, come ad esempio anche qualche filosofia orientale ci richiama, un universo ad esempio ciclico, cioè un universo che ha un inizio, ha una sua fine, la quale però prelude a un nuovo inizio, il quale poi ci porterà a una nuova fine, la quale ci porterà a un nuovo inizio e così via, cioè un universo ciclico, quindi addirittura con molti Big Bang, forse con infiniti Big Bang. Forse questo tempo non ha un inizio e non ha una fine con tutti questi Big Bang. Addirittura voglio essere anche provocatorio ancora di più di quello che già era la domanda fatta del gentile interlocutore, cioè ma poi siamo sicuri che ci sia solo un universo? La parola universo dice, guarda, è ontologico, se si chiama universo non si chiama duoverso, triverso, ce n'è uno, infatti si chiama universo. Sì, ma è perché noi l'abbiamo chiamato, l'abbiamo concepito così come universo. Ma ad esempio in queste teorie di stringa, di cui non vi ho detto molto, ma ho buttato il sasso lì perché sono sicuro che qualche giovane, qualcuno viene sempre a chiedermi la tesi, dice io vorrei conoscere un po' di più queste teorie di cui sento parlare, che mi affascinano. Allora io preferisco sempre buttare il sasso nello stagno, anche se dopo non ne posso parlare più in dettaglio. Ecco, però secondo queste teorie affascinanti, per esempio, ci potrebbe essere la possibilità che quello in cui noi viviamo sia uno solo di tantissimi, addirittura potrebbero essere infiniti universi. Questi autori li hanno chiamati multiversi. C'è un universo o c'è un multiverso e noi viviamo in uno universo di questo multiverso presente. Ecco, sono tutte domande molto affascinanti e ad alcune di queste possiamo dare una risposta probabilmente, nel senso che ad esempio su questa domanda se ci possono essere tanti Big Bang, ad esempio con un universo ciclico, ecco, questa presenza dell'energia oscura tenderebbe proprio a portarci in una direzione opposta a questa. Vi ho fatto prima l'esempio, vi ricordate, del sasso lanciato in aria. Ora forse i più giovani che vanno a scuola in questo momento qui dentro si ricorderanno che uno degli esercizi che viene dato sempre è con che velocità deve andare il sasso perché questo sasso non caschi in testa a chi l'ha lanciato, cioè in altre parole i sassi di solito che lanciamo arrivano a una certa altezza, poi si fermano e tornano giù. Però più velocità diamo al sasso alla partenza, più il sasso arriva in alto. Allora la domanda è, posso dare una velocità per cui il sasso non torna più indietro, cioè scappa per sempre? E questa qua si chiama velocità di fuga. Velocità di fuga si può anche calcolare, cioè data la massa della Terra, eccetera, eccetera. Ecco, per l'universo potrebbe essere una cosa analoga, cioè noi pensavamo che l'universo o si espandesse per sempre, però decelerando nella sua espansione, oppure poteva essere che l'universo arrivava a un certo punto della sua espansione, si fermava e cominciava a contrarsi, fino ad arrivare a quello che era chiamato, che è chiamato anche adesso, il Big Crunch. Quindi ci sarebbe un Big Bang iniziale e poi l'universo ripercorre tutte le sue fasi all'indietro fino ad arrivare all'implosione
al Big Crunch, il quale darebbe poi avvio a un Big Bang e quindi un universo di tipo ciclico. Ecco, la presenza di questa energia oscura, del fatto che addirittura l'espansione non solo sembra continuare, ma addirittura sembra accelerare, non so se cogliete anche proprio dalla mia voce, c'è veramente una sorpresa notevole. Quando sono venuti fuori questi lavori, la maggior parte di noi, includete subito il sottoscritto, diciamo, e io ho subito detto, beh, guardate, poi io faccio il fisico teorico, non sperimentale, io ho detto subito, insomma, sono bravi sti sperimentali, però forse sarebbe bene che rifacessero la misura, perché non può essere, non ho mai visto un sasso che, solo nei cartoni animati, capito, un sasso accelera a un certo punto perché c'è l'angioletto dietro la nuvola che dà dei colpetti al sasso, ma nessun sasso che voi lanciate si è mai visto che a un certo punto decida di accelerare. Chi lo fa accelerare questo sasso? Non può essere. Io ho detto non può essere, la maggior parte di noi hanno detto non può essere così, però non c'è niente da fare, cioè la natura ci sorprende e ha sempre l'ultima parola. Con l'universo si espande, per cui questa idea di un universo ciclico è molto difficile che possa avvenire. Ecco, la possibilità che ci siano altri universi, e questo diciamo al momento è argomento di dibattito, non è chiaro che il dibattito possa dare una risposta, perché questi universi potrebbero, secondo queste teorie, non comunicare l'uno con l'altro. Allora capite, vabbè, se uno mi dice ci sono moltissimi altri universi, però peccato perché non abbiamo modo di scambiarci gli auguri di Natale con gli abitanti di questi altri universi. Volete, allora, cioè, in fisica bisogna che ci siano dei fatti sperimentali per comprovare le teorie. Ecco, quindi sono più i punti di domanda, anche relativi alla sua domanda, che non le risposte certe che possiamo dare a quello che lei si è chiesto.